Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera dalla redazione TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. La Procura di Cosenza ha emesso un avviso di conclusione delle indagini per il sindaco di Cosenza Occhiuto. L'accusa di bancarotta. In una dichiarazione il primo cittadino si dice sereno e perplesso. Stati generali della sanità a Catanzaro. I sindacati chiedono lo sblocco delle assunzioni. Il commissario Cotticelli: da solo non posso fare nulla, occorre l'aiuto di tutti. Oliverio: il decreto non risolve i problemi. Il segretario nazionale del PD chiarisce la posizione del partito in merito all'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il presidente Oliverio. Non c'è alcuna differenza con le posizioni assunte per il caso Umbria. Da oggi il principe Alberto II Grimaldi di Monaco è cittadino onorario di San Demetrio Corone. La cittadina diventa sito della Real Casa. Acque agitate nel municipio di Rende. Attenzione puntata su un'impiegata che pare abbia fatto uscire all'esterno documenti riservati. Il sindaco si rivolgerà alla magistratura. Rubava soldi e merendine da distributori automatici, incastrato nelle immagini delle telecamere. L'uomo, un 31enne come nella fiction della serie TV Montalbano, arrestato l'ispettore Fazio. Ancora buonasera dalla redazione TG10. In primo piano in questa edizione l'altra tegola per il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, perché la Procura di Cosenza ha emesso un avviso di conclusione delle indagini per il primo cittadino. L'accusa è di bancarotta. In una dichiarazione il primo cittadino dice sono sereno ma perplesso. Sentiamo. La Procura di Cosenza ha consegnato al sindaco della città l'avviso di conclusione di un'indagine che lo vede coinvolto in qualità di amministratore legale rappresentante della società Ofin Srl, fallita nel 2014. L'ipotesi d'accusa formulata è di aver distratto somme dalla società per 3 milioni di euro, destinandole all'aumento di capitale di altre 2 aziende. Nell'inchiesta risultano inoltre indagati un socio e la sorella del sindaco, quest'ultima in qualità di amministratore e legale rappresentante della società nel periodo oggetto dell'indagine. È una vecchia vicenda sulla quale è indagato il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. La Ofin Srl, va ricordato, ha chiuso i battenti per fallimento nel 2014. Secondo la Procura, Occhiuto sarebbe anche responsabile della distrazione di alcuni immobili che la società avrebbe ceduto con contratto di leasing ad altre aziende senza alcun corrispettivo. Naturalmente si tratta di ipotesi investigative. Perplesso e sereno sono i 2 aggettivi che utilizza il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto per commentare la vicenda che lo vede coinvolto ed emersa oggi con l'avviso di conclusione delle indagini nell'ambito dell'inchiesta sul fallimento della Ofin Srl. Mi è stato notificato questa mattina un avviso di conclusione delle indagini per fatti che risalgono al 2006 e fino al 2011, dice il primo cittadino, relativi a una società fallita nel 2014 di cui ho fatto parte come amministratore delegato. Tengo a precisare che si tratta di una società che ho lasciato non appena diventato sindaco, come tutte le altre in cui ero presente prima della elezione al comune di Cosenza. Non ho ancora avuto modo di visionare gli atti e con il mio legale di fiducia provvederò a fornire chiarimenti del caso. Appare strano, comunque, che la notizia della vicenda sia stata diffusa così velocemente da arrivare quasi prima alla stampa che al sottoscritto, sebbene pare che sia stato un esponente politico attualmente al potere ad avere premura di diffonderla immediatamente, contattando finanche le televisioni nazionali. Ma posso dire di sentirmi sereno, perché dalle ipotesi di accusa sono fatti di cui posso dimostrare una condotta legittima. Resto però perplesso, aggiunge Occhiuto, visto che dallo scorso 13 aprile, quando a Lamezia ho annunciato la mia candidatura a governatore della Calabria, ho ricevuto alcune notifiche giudiziarie, una dietro l'altra. Sarà una coincidenza, ma la mia perplessità riguarda la tempistica. Continuerò ad andare avanti tranquillo per la mia strada, con la coscienza a posto e difendendomi nelle sedi opportune, consapevole di avere sempre lavorato nel rispetto delle regole, ispirato a principi di onestà e di bontà. Non posso non rilevare, tuttavia, conclude il sindaco di Cosenza, il rammarico di vivere determinate circostanze in un periodo difficile caratterizzato da movimenti che istigano all'odio e alla gogna mediatica. Torniamo sull'inchiesta Passepartout, perché si apprende che la Procura aveva chiesto l'arresto per 6 delle persone, la misura dei domiciliari per gli altri indagati, ma il GIP ha rigettato le proposte perché non ha riconosciuto l'associazione a delinquere. Sentiamo.
Da una parte la Procura di Catanzaro ipotizza l'esistenza di una cupola tra politici, tecnici della regione e imprenditori in grado di condizionare e indirizzare gli appalti pubblici, dall'altra invece il GIP ha escluso l'esistenza di un'associazione a delinquere, non concedendo le nuove misure cautelari chieste dai magistrati inquirenti. La Procura infatti aveva chiesto l'arresto per il governatore Mario Oliverio, l'ex vicepresidente della Giunta Nicola D'Amo, il dirigente regionale Luigi Zinno e il responsabile delle Ferrovie della Calabria Giuseppe Lofeudo e per gli imprenditori Pietro Ventura e Rocco Borgia. I domiciliari invece erano stati invocati per il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, l'ex presidente del Consiglio Comunale Luca Morrone, per i dirigenti regionali Giuseppe Forciniti e Fortunato Varone, per i tecnici Arturo Veltri e Santo Marazzita e per gli imprenditori Giuseppe Trifirò, Tito Bertinulli, Armando Latini e Giulio Marchi. Ma il GIP Battaglia esclude che gli indagati abbiano agito in forza di un vincolo associativo, anche se, aggiunge, c'è un modo degenerato di intendere la gestione della cosa pubblica, una prassi, scrive sempre il GIP, generalmente accettata. E anche per quanto riguarda la posizione di Occhiuto, il GIP ritiene che quello concluso per il Museo di Alarico sia frutto di una trattativa sicuramente deprecabile, ma che ha risvolti di natura esclusivamente politica. Insomma, se per il GIP manca la prova del vincolo associativo, il lavoro della Procura non si ferma. A breve potrebbero esserci ulteriori novità, altri nomi eccellenti che potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati, come anticipato dallo stesso procuratore Gratteri ai nostri microfoni. Vedremo cosa accadrà, ma intanto il quadro che ne viene fuori è assai sconcertante. Opere pubbliche come la metro leggero e il nuovo ospedale di Cosenza che sarebbero diventate un grande affare per chi avrebbe fatto parte della catena, dai vertici apicali della regione ai tecnici per finire a imprese amiche. Ognuno ne avrebbe ricavato qualcosa: potere, posti chiave, soldi. Ovviamente sono tutte accuse da dimostrare, ma l'immagine che ne viene fuori è davvero inquietante. Il segretario nazionale del PD Zingaretti chiarisce la posizione del partito in merito all'inchiesta giudiziaria che è al coinvolgimento del presidente Oliverio. Dice non c'è alcuna differenza con le posizioni assunte per il caso Umbria, ma in tanti chiedono le dimissioni del governatore. Tutto è iniziato così. Dopo qualche ora dalla notizia dell'avviso conclusione indagine e il coinvolgimento del presidente della regione Calabria Mario Oliverio, sentite l'appello del vice premier Luigi Di Maio a Zingaretti. Lo dico al PD, lo dico a Zingaretti, metta fuori dal suo partito e ne chieda le dimissioni del governatore della Calabria. Ieri la replica del nuovo segretario del PD che dice no al giustizialismo di partito e si dice fiducioso nel lavoro della magistratura. Io credo che i processi vadano fatti nei tribunali. Quando una sede di governo si trasforma in un tribunale, magari in un tribunale di partito perché conviene al partito in questione, a mio giudizio c'è un declino della democrazia. E oggi torna sulla vicenda, affermando che non c'è alcuna differenza di posizioni fra il caso Calabria e il caso Umbria. Non tutti però all'interno del Partito Democratico condividono la posizione del segretario. Ieri Roberto Giachetti, attraverso Twitter, ha sottolineato di non voler fare alcuna polemica, chiarendo la propria posizione. Come lui, molti pensano che Oliverio dovrebbe dimettersi. Cosa accadrà? Aspettiamo di conoscere la posizione del commissario del partito calabrese Graziano, a cui in un primo momento Zingaretti aveva demandato la questione, cercando eventuali soluzioni all'interno del PD calabrese. Adesso la pagina che riguarda la sanità, stati generali a Catanzaro, i sindacati chiedono lo sblocco delle assunzioni, intanto la regione si rivolge alla consulta per fermare il decreto. I mali della sanità calabrese sono tanti, troppi. Nelle strutture sanitarie la situazione è difficile, per non dire drammatica. Oggi a Catanzaro CGIL e Cisleguil hanno convocato gli stati generali per discutere dei problemi ma soprattutto delle possibili soluzioni e hanno presentato la piattaforma elaborata con il contributo dei dirigenti sindacali del comparto sanità, da chi cioè vive quotidianamente sulla propria pelle le difficoltà operative del settore. Noi chiediamo innanzitutto la tutela del diritto alla salute dei cittadini calabresi, condizioni di lavoro migliori per i lavoratori e le lavoratrici che operano nel settore, maggiore trasparenza, l'affermazione della legalità, perché la sanità in Calabria e sul piano nazionale è ridotta in queste condizioni anche per clientelismi, per ruberie, per questioni che hanno depredato, diciamo, le casse dei sistemi sanitari regionali.
Non una mobilitazione quella dei sindacati, ma un momento di confronto con tutti gli attori istituzionali e sociali che a vario titolo sono coinvolti nella governance del sistema sanitario calabrese, un'impostazione questa condivisa dal commissario Cotticelli. Chi crede di poter fare da solo ad affrontare una realtà così multiforme, così complessa, così pericolosa ed infiltrata è folle. Allora io ho chiesto dal primo momento l'aiuto della giunta regionale, della politica, dei sindacati, di tutti coloro che possono darmi un contributo di legalità, di trasparenza, di efficienza. Allora ci mettiamo tutti insieme, perché altrimenti noi siamo destinati a fallire così come hanno fallito tutti gli altri. Da tempo però si assiste allo scontro tra la Regione e la struttura commissariale, ma a proposito ad oggi, come sono i rapporti? Qui non si vengono a fare diktat, qui si viene a lavorare, dobbiamo lavorare insieme. E intanto il governatore Oliverio non perde occasione per ribadire che i problemi della sanità calabrese sono da ascrivere al lungo commissariamento del settore. C'è un fallimento della gestione commissariale e alla luce di questa vicenda, di questa situazione, il governo avrebbe dovuto fermarsi un attimo, aprire un tavolo di confronto con la Regione, assumere provvedimenti in direzione di un potenziamento e rafforzamento dei servizi. Nulla di tutto ciò è stato fatto. Ed è quello che ha sostenuto oggi Donato Toma, presidente della Regione Molise, rappresentante della conferenza dei presidenti delle regioni, che ha dichiarato sarebbe opportuno rivedere i contenuti del capo primo relativo alle disposizioni sul commissariamento della sanità calabrese. Vediamo. Benvenuti. Sarebbe opportuno rivedere i contenuti del capo primo relativo alle disposizioni sul commissariamento della sanità calabrese al fine di realizzare pienamente quello che è stato un mancato confronto. Questa la posizione delle regioni in merito al decreto sul commissariamento della sanità calabrese, illustrata oggi durante l'audizione in Commissione Affari Sociali della Camera in merito alla conversione in legge del decreto legge 35 del 2019. Sarebbe stato opportuno, ha spiegato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in rappresentanza della conferenza dei presidenti delle regioni, una concertazione preventiva con la Regione interessata dal provvedimento, nel rispetto dei principi della leale collaborazione istituzionale, che rappresenta una opportunità per assumere decisioni quanto più possibile condivise su una materia che la Costituzione definisce concorrente. Toma ha quindi sottolineato gli orientamenti assunti in più occasioni dalle regioni in merito ai commissariamenti ad acta per i rientri dei disavanzi sanitari, in ultimo nel documento sul Patto per la Salute del 13 febbraio 2019. Le regioni, ha detto, ribadiscono che il nuovo Patto per la Salute è la sede più idonea per una concertazione istituzionale sulla revisione dell'esperienza dei commissariamenti ad acta. Pertanto hanno già chiesto al Governo di non procedere nelle more della definizione delle nuove regole. La conferenza ha concluso, condivide invece le disposizioni riportate nel capo secondo del decreto in materia di salute, ritenendo opportuni alcuni aggiustamenti. Avete seguito l'evento in diretta TV sul nostro canale con il collegamento di Rosalba Baldino nel corso del telegiornale. Alberto di Monaco è stato oggi in Calabria, è stata conferita al principe la cittadinanza onoraria di San Demetrio Corone, un evento a cui hanno preso parte le istituzioni calabresi e anche tanti cittadini. Da oggi nasce la sinergia tra il piccolo centro Arbres e il Principato. Vediamo. Sono da poco passate le 14:30 quando il principe Alberto II Grimaldi di Monaco arriva a San Demetrio Corone sferzato dal vento nel cosentino, cravatta rossa e occhiali scuri, stretto cordone di sicurezza. Scopre l'insegna all'ingresso del paese su cui è scritto che qui da oggi c'è la presenza del suo casato, sito dei Grimaldi. Il principe ha scelto di raggiungere a piedi il complesso di Sant'Adriano, dove un gruppo folcloristico lo attende per dargli il benvenuto. I canti della tradizione lo coinvolgono tanto che accompagna il ritmo con il battito delle mani. La televisione monegasca, la Monaco Info, segue la visita ufficiale, un evento nato da un documento datato 1313. E loro detengono un documento ufficiale che io ho avuto modo anche di vedere quando sono stato in visita ospite del principe lo scorso novembre. C'è il richiamo all'assegnazione da parte di Roberto D'Angio, del re di Napoli, a Ranieri I Grimaldi della baronia di San Demetrio. Ovviamente ci sono anche altre testimonianze, non ultima per esempio la pubblicazione di Giovanni Fiore da Cropani, un monaco
della fine del 1600, dove lui, in un dizionario illustrato della Calabria, quando descrive il territorio di San Demetrio, richiama questa appartenenza alla famiglia Grimaldi. La nostra testata è l'unica televisione accreditata, insieme alla RAI, a seguire la visita del principe all'interno della chiesa di Sant'Adriano, dove una guida che veste gli abiti tradizionali Arbrecht narra dell'antichità e della preziosità del luogo sacro, e successivamente all'interno del teatro per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ad Alberto di Monaco, che ai nostri microfoni racconta l'emozione del momento, gli scenari futuri aperti da una giornata storica per il territorio. È molto emozionante, è una bella storia e sono veramente molto lieto di essere venuto qui con la piccola delegazione del Principato. Avevo già incontrato il sindaco e mi ha invitato, è veramente una gioia di essere qui, di scoprire questo territorio, di incontrare la popolazione e la gente che fanno questo territorio. È un territorio molto bello, spero che possiamo aiutarle a un sviluppo turistico o economico. Per me è veramente di celebrare questi legami è molto importante e molto emozionante. Il 7 novembre scorso San Demetrio Corone ha ospitato la visita di due capi di Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Capo di Stato albanese Ilir Meta. Oggi nuovo incontro di caratura internazionale per un paese che punta, è stato ribadito più volte, sulla cultura. E allora un episodio curioso che siamo certi avrà dei risvolti nei prossimi giorni e che riguarderebbe un funzionario infedele al comune di Rende, interessato dalle prossime amministrative. Vediamo. In campagna elettorale spesso accade di tutto, finanche di intercettare storie come queste. Il luogo è il municipio di Rende, la protagonista una funzionaria, la vicenda un presunto traffico di documenti, diciamo così, riservati, messi in circuito senza alcuna autorizzazione e per scopi che si presuppone abbiano una matrice politica strettamente connessa, forse alla competizione elettorale in atto. Ora il sindaco, venuto a conoscenza dell'inquietante vicenda, ha presentato un esposto in procura, ma il fatto che intriga di più è capire chi e perché ha messo a repentaglio il posto di lavoro per favorire chi. E questo è il segmento più succulento di quella che possiamo definire una spy stories. Casereccia, chiamatela come volete. Adesso che la notizia ha varcato i confini del municipio, presto si disvelerà in tutta la sua interezza. Insomma, è solo una questione di tempo e presto sapremo a chi erano indirizzate le soffiate della dipendente e per quali ragioni, se è vero tutto questo, si è prestata ad un gioco che può costarle davvero caro. Un'altra storia viene da Reggio Calabria, rubava soldi e merendine da distributori automatici, è stato incastrato, come spesso accade, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. L'uomo è un trentonenne, ma la particolarità è che, come nella fiction della serie TV Montalbano, è stato arrestato dall'ispettore Fazio. Che Andrea Camilleri nei suoi racconti sul commissario Montalbano si ispiri alla vita reale era cosa nota, ma l'episodio di ladri di merendine, risalente alla prima serie, rivive ai giorni nostri e non nella lontana Sicilia, ma dall'altra parte dello stretto, a Reggio Calabria, dove il collaboratore del questore Maurizio Vallone, che guarda caso è il nome dell'ispettore Fazio, come nella serie più amata dal pubblico, ha risolto una serie di furti in uffici pubblici e scuole ai danni di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari. Il 31enne ladro di merendine e di denaro è originario di Palermo, ma residente a Reggio Calabria, ed è stato tradito non solo dalle impronte digitali lasciate sulle apparecchiature, ma anche dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza poste nella zona, dove l'uomo avrebbe commesso i furti, una ventina circa.
A carico del 31enne beccato per precedenti specifici è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della procura diretta da Giovanni Bombardieri. I furti hanno provocato un notevole danno alla società proprietaria delle macchinette, ma anche agli uffici pubblici e alle scuole, dove il 31enne si intrufolava per commettere le azioni criminose. Un'altra notizia di cronaca: 3 persone sono rimaste intossicate in un incidente avvenuto all'interno di un'attività commerciale di lavanderia a Botricello nel Catanzarese. L'intossicazione è stata provocata da una fuoriuscita di cloro da un macchinario che era situato all'interno dei locali. I feriti sono il proprietario dell'attività, il nipote e una terza persona che era giunta per soccorrere i due perché era presente al momento dell'incidente. I 3 intossicati sono stati presi in cura dal personale del 118 e portati in ospedale per ulteriori accertamenti. E adesso parliamo delle iniziative per la Festa dell'Europa che ricorre proprio oggi. A Cosenza sono stati 2 gli eventi importanti per celebrare la Festa d'Europa che ricorre il 9 maggio. Entrambe le iniziative, patrocinate dal Comune, hanno visto come protagonisti gli studenti di 2 scuole superiori cittadine che insieme ai loro insegnanti hanno elaborato 2 interessanti progetti. Al ridotto del Rendano è stato protagonista il liceo scientifico Fermi con Racconti d'Europa, mentre al Box Art Museum l'Istituto Tecnico Industriale Monaco ha presentato Eurobox. Con Racconti d'Europa, che rientra nel progetto scolastico Potenziamento di cittadinanza europea, finanziato con fondi strutturali, gli studenti del Fermi hanno approfondito importanti tematiche sull'Unione Europea, come è nata, quali sono i suoi organismi, quali le problematiche ma anche le opportunità. Abbiamo anche riflettuto sulle possibili speranze, le possibili rinascite di un'Unione Europea che ci possa portare sempre di più verso questo percorso di pace e di integrazione, proprio a sottolineare la dichiarazione di Schuman del 1950, questa idea, questo sogno di essere uniti e integrati. Al Box Art Museum il team di studenti dell'Istituto Tecnico Monaco ha invece svolto un attento lavoro di analisi e di sviluppo di senso critico, scavando all'interno della storia del progetto Box Art. Il nostro lavoro di monitoraggio civico ha riguardato appunto i box art ed è stato davvero un progetto e un percorso molto interessante per i ragazzi perché sono diventati cittadini attivi. L'ispirazione artistica ci è venuta strada facendo. Abbiamo pensato di coniugare le 2 cose. Per la Festa dell'Europa appunto realizzare anche noi una installazione con un artista proveniente dall'Africa e coadiuvati anche da ragazzi provenienti dalla Polonia. Abbiamo creato questa installazione che ha come punto di riferimento l'inquinamento. Tornando alla sanità, domani ci saranno tante mobilitazioni in Calabria sul tema. L'ultima annunciata è che i sindaci della zona del Pollino si sono autoconvocati domani presso l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza per cercare di dare una soluzione, e non è la prima volta, alle urgenze che ormai rendono sofferente la sanità del comprensorio. Questa è una nota del comune di Castrovillari. Adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore. L'ingresso di una nuova perturbazione, pilotato da un vortice di bassa pressione, in evoluzione verso l'Europa centrale, ha causato un nuovo peggioramento sul nord Italia. Nelle prossime ore anche il centro Italia ne sarà interessato, ma in tono minore. Il sud resterà ai margini di questa fase di maltempo, infatti sulla nostra regione si prevede tempo tutto sommato stabile, salvo momentanee coperture stratiformi. Domani al mattino nubi sparse sui versanti tirrenici, altrove cielo per lo più poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Domani mari generalmente mossi, con venti che ispireranno deboli dai versanti occidentali sul Mar Tirreno e di direzione variabile sul Mar Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.